Una buona giornata, mercoledì 12 febbraio, siamo a metà di questo mese, prima edizione dei nostri telegiornali, puntuali come sempre alle 12 con le notizie di cronaca da tutto il territorio del Veneto con collegamenti e aggiornamenti in diretta sulle notizie della mattinata. E saremo insieme fino alle 13:30 con un approfondimento dedicato agli animali. Solo di ieri il caso del cane dell'Amstaff che ha salvato la sua padrona che era caduta a terra svenuta per un attacco di ipoglicemia, e scopriremo come anche determinati tipi e razze di cane vengono in aiuto a persone con differenti disabilità e difficoltà. E poi la cronaca da Padova con le zone rosse, le multe ai senza tetto, ancora furti nella Marca, ma rimaniamo nel Trevigiano con una notizia, quella dell'udienza in Tribunale di Treviso, da dove vedo già collegata la nostra Daniela Sizzia. In tribunale a Treviso per l'udienza per l'opposizione presentata da circa 40 ex clienti del consorzio Casa Zero contro l'archiviazione avanzata dal pubblico ministero Massimo De Bortoli. Insomma, ricorderete il caso. Ci racconta tutto nel dettaglio Daniela Sizzia. Buongiorno Daniela. Buongiorno Edi, l'hai detto tu, noi ci troviamo, lo vedete, di fronte al Tribunale di Treviso questa mattina alle 9:40, questa udienza importantissima ovviamente per quanto riguarda la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Qui erano presenti anche alcune delle persone coinvolte, quelli che vengono considerati appunto i truffati di Casa Zero, provenienti un po' da tutta Italia, da Monza, da Mestre e anche da Treviso. Qui ovviamente c'era la tensione, la paura anche di sentire la parola archiviazione, perché ovviamente potete capire c'è anche la paura che prima o poi possa arrivare l'Agenzia delle Entrate a richiedere i soldi che sono stati in realtà spesi. Ci raccontavano poi, dopo vi sentirete anche le loro parole, i truffati con case danneggiate, case che non hanno visto nessun tipo di lavoro, insomma una situazione davvero difficile. 9:40 è iniziata l'udienza, ovviamente il giudice si è riservato la decisione che potrebbe arrivare proprio fra qualche giorno. La cosa che ha lasciato un po' tutti stupiti è che addirittura il pubblico ministero non solo aveva chiesto l'archiviazione, ma poi, una volta presentata l'opposizione all'archiviazione, ha integrato la sua richiesta dicendo insomma che probabilmente non c'era proprio il volere, la volontà della truffa. Ma sentiamo cosa ci ha raccontato proprio al termine dell'udienza l'avvocato di circa una ventina di questi truffati, l'avvocato Negrini. Ritenevamo e riteniamo tuttora che la valutazione del pubblico ministero sia una valutazione completamente smentita dalle indagini e dalla documentazione acquisita dall'ufficio della Procura. Riteniamo di essere in presenza di un'ipotesi quasi scolastica di truffa, non solo di truffa in danno dello Stato, ma anche di truffa evidentemente in danno dei singoli committenti che hanno affidato al consorzio il progetto di riqualificazione. Il pubblico ministero ha fatto un'integrazione rispetto alla richiesta di archiviazione? Il ministero ha fatto una integrazione che però paradossalmente è una condivisione delle nostre tesi, cioè il fatto che secondo il pubblico ministero in alcuni casi sarebbe mancata una preordinazione da parte degli indagati nel raggiro in danno delle persone offese. È, se possibile, un'affermazione ancor più sorprendente, perché è lo stesso pubblico ministero che nella sua precedente richiesta di archiviazione ha dipinto gli indagati come soggetti che hanno falsificato fatture e documentazione al fine di ottenere i benefici fiscali previsti dalla normativa. I cantieri nella maggior parte dei casi sono stati solo appena avviati, ma in un numero ancora più consistente non sono stati neppure iniziati. Quindi è del tutto evidente che vi sia stata dall'origine una volontà truffoldina da parte degli indagati nei confronti delle persone offese. Quindi è un'argomentazione che ci lascia ancora più sgomenti, se possibile, e che confidiamo non venga in alcun modo preso in considerazione dal giudice. L'Agenzia delle Entrate rischia di bussare alla porta dei truffati? È un falso sostenere che i cittadini siano, come dire, in una botte di ferro a fronte della mera denuncia. È necessario che la denuncia sfoci
come abbiamo chiesto oggi, in un procedimento penale e che il procedimento penale accerti la responsabilità degli indagati. Questo per garantire, solo in questo caso, per garantire sicurezza ai committenti rispetto ad eventuali azioni di rivalsa dell'Agenzia delle Entrate. Lo avete sentito dall'avvocato Negrini, i cittadini non sono in una botte di ferro ed è questa la paura grande dei truffati che oggi sono arrivati qua. Noi poi abbiamo sentito, ve li facciamo sentire fra poco proprio la loro voce, le loro parole, il terrore che prima o poi l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza possa bussare alle loro porte e chiedere delle somme che ci dicono addirittura che vanno dagli 80.000 ai 100.000 euro. Sentiamo dunque le loro parole. Il rischio è grosso perché a noi serve che sia censita, sia confermata una truffa nei nostri confronti, in modo da poter provare all'Agenzia delle Entrate che siamo estranei da ogni possibile coinvolgimento, perché se domani dovesse arrivare l'Agenzia delle Entrate a chiederci i soldi che ci sono stati sottratti nel cassetto fiscale, il danno sarebbe doppio, e sarebbe ben più ingente, perché nel mio caso un cassetto fiscale a 100.000 euro con le sanzioni eccetera sarebbe a 160, oltre tutti i danni annesso connesso, per cui sarebbe veramente oltre il danno alla beffa, per cui bisogna che la magistratura, anche per rispondere all'Agenzia delle Entrate che parla con la sua circolare 33, debba fare un passaggio giuridico forte in cui si dichiara che c'è stata una truffa sia nei confronti dello Stato ma anche nei confronti dei cittadini. Se potessi parlare direttamente col giudice, sicuramente gli direi che tante famiglie si sono trovate in condizioni disperate, non soltanto dal punto di vista ma proprio umano. Io ho un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di 83.000 euro a monte di lavori zero. Non ho nulla, un chiodo piantato zero, nessun ponteggio, nessun deposito di materiale, solamente un cartello lavori bello, pulito, lucido. Le famiglie si sono veramente disperate. Io credo che una situazione di questo tipo nell'ambito del nostro territorio non sarebbe, mai avrei pensato potesse accadere. In realtà io sono di Capellammaggiore, quindi sono della provincia di Treviso, e sicuramente in un'impresa di Nervesa della Battaglia non avrei mai pensato potesse accadere una cosa del genere. Mi sono fidata, le persone con cui ho avuto i miei primi contatti si sono assolutamente prodigate per assicurarmi. In realtà era assolutamente un tranello. Dunque l'avete sentito, la disperazione dei cittadini che oggi si sono presentati qui per sentire sia i propri difensori ma sentire anche gli avvocati degli imputati. Come vi ho detto, il giudice si è riservato quindi qualche giorno per sapere se questa inchiesta sarà archiviata oppure no. Dal Tribunale di qua è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie Daniela per questi aggiornamenti e seguiremo dunque la vicenda più dettagliatamente anche nei telegiornali della sera. Intanto una maxi operazione antidroga da parte dei carabinieri, sgominate una rete di trafficanti di droga dai carabinieri di Venezia che hanno eseguito all'albo una misura cautelare nei confronti di 6 italiani e 8 albanesi. I provvedimenti emessi dalla Procura lagunare si sono concentrati tra le province di Venezia e Padova ed ha visto impegnati il CEO del 4° battaglione Veneto, il nucleo cinofili di Torreglia, cioè Padova, e di Strana a Treviso, oltre al supporto della Polizia dell'Albania, della Germania e della Spagna. Gli indagati sono accusati a vario titolo di detenzione, spaccio di droga ed estorsione. L'indagine dell'Arma si è svolta tra novembre del 2022 e dicembre del 2023 ed ha scoperto a Mira, nel veneziano, la base operativa del gruppo di trafficanti e ha accertato l'attività di spaccio della droga tra il trevigiano, il padovano e il veneziano. I militari hanno tra l'altro documentato vari episodi di estorsione svolti con violenza contro consumatori che non avevano pagato le dosi. In un caso è stata fatta una spedizione punitiva nella casa di una persona che aveva presentato agli indagati un acquirente che poi non aveva saldato il debito, obbligandolo a pagare 5.000 euro dopo averlo minacciato di dargli fuoco cospargendolo di alcol etilico. L'uomo è stato salvato per l'intervento dei carabinieri chiamati dalla compagna del malcapitato. La banda si assicurava una vendita settimanale di cocaina per 150.000 euro, 100 euro al grammo, droga venduta da corrieri e stoccata da complici in capannoni e abitazioni, un giro d'affari calcolato sui quasi 800.000 euro. Questa dunque è la maxi operazione dei carabinieri nel veneziano. Lo avrete sentito anche voi in queste ore. Andiamo sulla homepage del Post.
La Toscana ha approvato una legge per regolare il suicidio assistito, è la prima regione italiana a farlo, mentre continua invece a non esserci una legge regionale, nazionale, e quindi le regioni sono tenute e dovute in qualche modo, per quanto riguarda il regolamento di come intervenire in questi casi di suicidio medicalmente assistito, in propria autonomia. Quello che è successo nella regione Toscana, la prima appunto a intraprendere un percorso legislativo di questo tipo e normativo di questo tipo. Intanto perché questo ci interessa? Perché lo sapete bene, la Lega da sempre come partito è contraria a questo genere di intervento sulle persone malate, ma non il presidente del Veneto Zaia, che in una lunga intervista al Corriere della Sera, andiamo sulla homepage del Corriere del Veneto in questo caso, promette procedure e tempi certi per chi non fa richiesta. L'annuncio in questa lunga intervista al Corriere rilasciata proprio dal governatore, che vorrebbe una legge ad hoc anche per il Veneto prima della fine della sua legislatura. E da Luca Zaia, governatore del Veneto, andiamo invece a collegarci a Venezia con il nostro Filippo Fois, perché c'è un presidio in atto davanti all'Università Ca' Foscari nel giorno dell'inaugurazione del nuovo anno accademico, un presidio di precari, studenti e professori dell'università contro i tagli alle università stesse. Filippo, buongiorno, raccontaci cosa sta succedendo. Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Noi prendiamo la linea, siamo di fronte alla sede centrale, il rettorato di Ca' Foscari. L'inaugurazione dell'anno accademico si sta svolgendo al Teatro di Santa Margherita. C'è stata una prima parte della manifestazione all'esterno del Teatro Santa Margherita, che adesso il corteo si è spostato qui a Ca' Foscari. Voi vedete tra l'altro questo schema che un po' riassume le varie posizioni del precariato che purtroppo si vive all'università, e infatti i manifestanti, ve ne facciamo vedere uno, hanno tutti un contrassegno a seconda del livello in cui vi trovate. Lei per esempio è rosso. Sì, io sono rosso perché ascrivo al numero di persone che sostengono il 56,2% di assegnisti appunto che escono dall'accademia dopo l'assegno. Però noi siamo qui anche come studenti appunto a supporto, a sostegno di questa cosa, perché la realizzazione che abbiamo avuto è che in questo momento più che mai è visibile quanto le stesse contraddizioni che subiscono i lavoratori nell'università, ma anche fuori dall'università, sono sempre le stesse che subiamo anche noi studenti. Tanto più in un momento in cui si sta andando verso una costante escalation che porta lo spostarsi dei fondi dal welfare e dei nostri servizi verso per esempio quella che è l'industria bellica. Certo, anche lei è rosso, vedo. Sì, queste posizioni non rappresentano il nostro stato attuale. Abbiamo chiesto a chiunque volesse di adottare una di queste figure per sostenere. Personalmente è un ricercatore? Cosa fa? No, io mi sono addottorato recentemente, in questo momento sto insegnando al seminario teologico qui a Venezia. E come vede il suo futuro? Il mio futuro lo vedo se riesco a voltarmi a destra e a sinistra e vedere altre persone attorno a me che si pongono un serio problema di trasparenza all'interno delle istituzioni a cui hanno votato molte delle proprie energie. Benché le prospettive siano fosche, non posso non peccare di un ottimismo forse ingenuo se tante persone riescono a sacrificare tempo ed energie per supportarsi. Se si perde l'ottimismo, a questo punto siamo fritti. Lei però c'è scritto non tagliateci il futuro. Sì, esatto. Di cosa fa avuto? Io sono una studentessa universitaria e in quanto studentesse noi ci siamo unite alla lotta che i precari e le precarie di tutta Italia e di tutte le università stanno mettendo in campo, perché appunto la situazione politica e le scelte politiche che quotidianamente vengono fatte sulla nostra pelle ci spaventano. Non tagliateci il futuro, cita questo cartellone, perché di fronte a un presente di precarizzazione crescente e quindi di conseguente svendita delle università pubbliche ad aziende, perché nei costi in qualche modo le università devono rientrare, noi siamo molto spaventate all'idea di un domani molto probabilmente non riuscire a lavorare con contratti degni all'interno delle università e d'altro canto dover svendere la nostra conoscenza, la nostra ricerca all'industria bellica. Presumo che siano le stesse preoccupazioni. Lei è già laureata? In che No, posizione? sono ancora una studentessa e appunto la preoccupazione è grande, soprattutto perché se pensiamo che studenti e studentesse magari hanno l'idea
di affrontare un percorso come il dottorando, la ricerca, questo non li fa altro che desistere e ecco, a questo dobbiamo pensare. Voi avete avuto modo di confrontarvi col senato accademico, con la rettrice? Sì, allora noi facciamo anche rappresentanza insieme a dottorande e a ricercatori e ricercatrici. Abbiamo chiesto in senato accademico, quello in cui si è parlato di tagli, di prendere una posizione da parte dell'università e di fare un'interruzione della didattica. Questa richiesta è stata completamente ignorata e ci hanno detto loro di mobilitarci perché loro non potevano farlo e quindi noi siamo scesi in piazza. Quindi sostanzialmente fatevi sentire perché noi non possiamo, abbiamo le mani legate, cioè non possiamo farci niente. Sostanzialmente sì, questa è sempre la posizione dell'università, noi però chiediamo e vogliamo che la nostra rettrice prenda una posizione chiara e netta contro questi tagli, perché semplicemente non è accettabile pensare di vivere in un futuro assolutamente precario, in più in una città nella quale è già difficile di per sé trovare un lavoro, trovare una casa, quindi quello che sosteniamo è che se questa riforma passerà, se i tagli verranno attuati in questa maniera, vivere, lavorare e studiare in questa città sarà semplicemente impossibile, ecco. Tra l'altro una recente ricerca che era stata fatta dal Comitato Progetto Comune di Mestre, intervistando 800 studenti di Ca' Foscari e dello IU, aveva detto che più della metà vuole andarsene da Venezia perché non ci sono opportunità lavorative. Purtroppo con questa nota dobbiamo chiudere il nostro collegamento, ne riparleremo nel telegiornale di questa sera, intanto vi restituiamo la linea. Filippo, e anche ai tuoi ospiti per averci dato sostanzialmente e riferito un po' il clima che si respira in sede universitaria, non solo a Venezia in questo senso. E da Venezia ci spostiamo invece a Padova perché continua a far discutere la storia della senza tetto multata in stazione. Comune e diocesi chiedono maggiore impegno nella tutela delle persone fragili e povere. La questura risponde: sono state multate per bivacco come previsto dal regolamento comunale e non per le nuove disposizioni della zona rossa, un fatto che sta accendendo le polemiche politiche in città. Vediamo. Sono 5-6 multe entro un anno e 6 mesi. Non hanno pagato perché niente soldi di pagare multa. Seduta sulle scale delle cucine popolari in via Tommaseo, tutta una vita stipata in una borsa nera. È in una tasca di questa borsa che Ligia conserva le multe che le sono state fatte, quasi tutte negli ultimi giorni, 2 solamente sabato nel giro di poche ore. Aumentano i controlli in stazione dopo l'istituzione della zona rossa a Padova e aumentano le sanzioni. Nel mezzo finiscono molti senza tetto che vengono multati per bivacco vietato dal regolamento di polizia urbana in tutta l'area della stazione. Io non sto lavorando perché ho problemi tanto di salute qua, ho ernia ombilicale, voglio operare, non voglio niente, anche non voglio dormire di là, non voglio si disturbo, voglio se faccio operare qua a Padova sono dottori bravi, ma alzo. Dopo voglio lavorare anche 4 anni fino a 67 anni, se dopo basta entro in pensione. Sulla vicenda è intervenuta anche la diocesi. Non è con le multe ai più poveri che si risolve il problema del degrado di una città, ma con politiche di contrasto alla povertà e di sicurezza che coniughino le norme con la dignità delle persone. Scrive in una nota congiunta la Fondazione Nervo Pasini e le Cucine Popolari, che lanciano un appello per chiedere alle istituzioni e alle forze dell'ordine di trovare strade comuni per aiutare le persone più vulnerabili, sole e povere. La storia di Ligia è emblematica e rappresenta le tante storie di marginalità che affollano la stazione. Io sono cosciente che disturbo. Sono cosciente, signora, che disturbo. Anche per poliziotti di stazione, anche per... Questa è la vita mia adesso. Hai visto più controlli in questi giorni? Sì, sono tanto, sono carabinieri, sono... penso che questura stavo până la 12, 1, 3 di notte stavo in stazione. La questura poi, dopo la nota della diocesi, ha precisato che dall'entrata in vigore della zona rossa lo scorso 6 febbraio, che rafforza i controlli e le misure di prevenzione, non ci sono state contestazioni a persone fragili o che vivono nella marginalità. Le multe effettuate alle 2 senza tetto lo scorso 8 febbraio sono state fatte per una violazione dell'articolo 19 del regolamento di polizia urbana, già in vigore da alcuni anni. Nei confronti delle 2 donne, ha aggiunto poi la questura, non ci sono stati provvedimenti di DASPO e nemmeno fogli di via.
E continuiamo a parlare proprio di questo con la nostra Valentina Visentin, Cristiano Roque Ariende alla parte tecnica, ospite di Valentina Manuel Bianzale, consigliere comunale del gruppo misto. Insomma, Valentina, lo scontro politico è acceso in città. Proprio così, perché le multe alle 2 senza tetto hanno riacceso i riflettori e ovviamente la discussione politica sulla questione non solo della zona rossa, ma anche sulle multe fatte, perché sono multe, come avete sentito dal servizio e come ha spiegato la nota della questura, inserite nell'ambito del regolamento comunale e quindi non dovute alla zona rossa, che ovviamente sta facendo molto discutere la politica in città. Qui con me, come hai detto, c'è il consigliere del gruppo misto Manuel Bianzale, perché ovviamente questo aspetto, questo anche appello fatto sia dalla diocesi che dal sindaco Giordani ad avere più collaborazione, a gestire con più collaborazione e umanità vicende come quelle delle 2 signore senza tetto, sta ovviamente accendendo anche la riflessione politica da parte dell'opposizione. Sì. Come ha detto la nota ufficiale della questura, l'elevazione delle sanzioni alle 2 clochard è in applicazione di un regolamento comunale. Che è stato tra l'altro aggiornato dall'attuale giunta nel 2018, che era la giunta anche precedente, quindi non capisco bene la polemica innescata. Certo, bisogna sempre affrontare con una certa sensibilità e un certo grado di umanità tutte situazioni di disagio che ci possono essere in città. A me risulta che le 2 signore fossero già in questa situazione di difficoltà, di bivacco in stazione da qualche giorno, ma magicamente se ne accorgono solo oggi, la giunta se ne accorge solo oggi e fortunatamente sono state trovate loro un posto letto, una stanza dove appunto ricoverare, viene data loro. Quindi la domanda che sorge spontanea è: dov'era la giunta nei giorni precedenti? O non vorrei che questa situazione fosse solo una situazione strumentale, utilizzare queste situazioni per fare a mio giudizio una polemica di basso profilo. Grazie a Manuel Bianzale. Intanto ieri sera c'è stata anche una mobilitazione a sostegno delle 2 senza tetto, c'è stato oltre 200 manifestanti che sono arrivati qui in stazione per portare la loro solidarietà. Tra di loro c'erano anche le consigliere comunali di Coalizione Civica. Io restituisco la linea allo studio e vi lascio con il servizio. Un appuntamento in stazione portando qualche sacco a pelo per improvvisare un bivacco e per manifestare solidarietà alle 2 senza tetto multate. In 200 ieri sera si sono ritrovati nel piazzale della stazione di Padova, dove di solito sostano le 2 donne multate per bivacco come previsto dal regolamento di polizia urbana. Un'azione che fa seguito all'intervento del sindaco di Padova Sergio Giordani e le parole diffuse in una nota dalla diocesi che invita ad una maggiore collaborazione tra le istituzioni e richiamano alla difesa e alla tutela delle fragilità. Tra i presenti una folta delegazione di Coalizione Civica con le consigliere comunali Marta Nalin e Chiara Gallani. Fare una zona rossa a Padova oggi significa voler far passare un messaggio che Padova è una città insicura, che deve essere difesa, che siamo in una sorta di zona di guerra, in un conflitto e tra le persone ci sono conflitti, è proprio creare un clima di paura e poi volerlo anche affrontare in questa maniera insensata che arriva a marginalizzare per esempio la povertà, come poi è successo, che era quello che temevamo. Si è accerchiata una zona, sono aumentati i controlli, si sono messe alla berlina persone con problemi che potremmo avere tutti noi, che cerchiamo di affrontare quotidianamente in maniera diversa e invece ci si ritrova a marginalizzare la povertà. Questo non è accettabile. Alla manifestazione hanno partecipato anche tante associazioni come Giuristi Democratici, Padova Insieme e anche rappresentanti della Commissione degli Stranieri. Dobbiamo proprio stare attenti ai messaggi che mandiamo a casa, anche quello che sta succedendo in questi giorni da zona rossa. I ragazzi, soprattutto di colore, hanno paura, vedono i poliziotti e iniziano a correre. Ok? Anche è successo ieri in via vicino Pedro, dove un ragazzo nigeriano ha visto i poliziotti, i carabinieri, lui con la bicicletta ha iniziato a scappare. Rimaniamo a Padova, la polizia ha arrestato un 45enne sudanese che aveva tentato di colpire gli agenti lanciando loro addosso delle bottiglie.
Ha cercato di scappare al controllo degli agenti lanciando delle bottiglie che aveva trovato in un cestino. Un rifugiato 45enne sudanese è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ieri sera in Piazza dei Gasperi dopo alcuni momenti concitati. La pattuglia che stava controllando la zona lo aveva fermato per un controllo, ma il 45enne ha reagito in modo violento. Prima ha tentato di allontanarsi, poi all'improvviso ha lanciato una bottiglia di vetro contro la volante, danneggiandone il finestrino e causando l'entrata di frammenti di vetro che avevano colpito gli agenti. Uno dei due poliziotti è stato ferito all'orecchio destro. Portato in pronto soccorso, l'agente ha riportato un trauma contusivo alla testa. I poliziotti scesi dall'auto hanno cercato di bloccarlo e hanno dovuto utilizzare il taser, impedendo così di lanciare un'altra bottiglia. Il questore ha informato l'ufficio immigrazione affinché venga valutata l'eventuale revoca del permesso di soggiorno. Andiamo a Venezia, al Lido, precisamente a nulla è servito l'arrivo tempestivo dei soccorsi. Alessandro Dalmaschio, 60 anni, è morto al campo di calcetto mentre giocava con gli amici. Fatale un malore che non gli ha lasciato scampo. Al loro arrivo i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma per Alessandro Dalmaschio non c'era più nulla da fare. La tragedia ieri sera al Lido di Venezia. Alessandro giocava come portiere e a dare l'allarme sono stati proprio i compagni di squadra che hanno visto improvvisamente l'amico accasciarsi a terra. Ovviamente seguiremo la vicenda anche nei telegiornali di questa sera. Da Venezia a Treviso, precisamente a Casale sul Sile, dove questa mattina intorno alle 6:30 una pattuglia dei carabinieri e lo Spisal sono intervenuti presso l'azienda IMPA, azienda che produce lastre e bobine di plastica, per un operaio rimasto ferito a un braccio, verosimilmente a seguito di uno schiacciamento da un cilindro d'acciaio. La persona è sempre rimasta cosciente, trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Cafoncello di Treviso, non è ora in pericolo di vita. L'operazione della Guardia di Finanza ha trovato in un garage a Quinto di Treviso un laboratorio tessile, altri a Istrana e Roncade, con letti di fortuna per far dormire gli operai tra un turno e l'altro. Ancora un'azienda di packaging a Zero Branco. Laboratorio tessile era stato ricavato all'interno di un garage. Attività tutte gestite da cittadini di origine cinese, finite al centro dei controlli svolti nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza, ARPAV, Ispettorato del Lavoro e Vigili del Fuoco, oltre ai tecnici dei comuni interessati. In 3 dei 4 laboratori controllati, rispettivamente di 400, 100 e 60 metri quadri, sono state accertate condizioni di assoluto degrado e pericolo. Vedete anche nelle immagini, con l'impiego di 2 lavoratori clandestini, oltre a violazioni delle norme in materia urbanistica riguardanti poi la gestione dei rifiuti, irregolarità così gravi che hanno indotto i finanzieri del gruppo di Treviso a sequestrare d'urgenza i 3 immobili con un valore complessivo di 300.000 euro, 33 macchinari, 37 banchi da lavoro per un valore di oltre 50.000 euro. L'intera attività è stata poi convalidata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso. Gli amministratori delle 4 imprese di nazionalità straniera che operavano sulla base di commesse ricevute da imprese locali sono stati segnalati alla Procura di Treviso a vario titolo per violazione delle norme volte a prevenire gli incendi e gli infortuni sui luoghi di lavoro, deposito incontrollato di rifiuti, esecuzione di opere edili abusive, impiego di manodopera clandestina. E lo scorso weekend è stato un weekend di intensificazione di controlli, come disposto in tutta la provincia di Treviso. I carabinieri della stazione di Villorba in questo caso hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo albanese di 21 anni residente in provincia di Treviso, perché responsabile del porto d'armi o oggetti atti a offendere. Il 21enne infatti a bordo della propria autovettura veniva controllato dai militari mentre percorreva la Pontebana all'altezza del comune di Spresiano. Dopo un controllo approfondito da parte dei militari dell'Arma sono state trovate una maschera, come vedete in foto, e una mazza da baseball di 72 centimetri, oggetti di cui il giovane non ne giustificava il loro porto. Il tutto poi è stato posto sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Villorba. Andiamo a Padova, nel Padovano, archiviata l'accusa di eccesso di legittima difesa per il carabiniere che sparò all'uomo di origine albanese che aveva aggredito i militari. Era a luglio del 2023. Sentiamo.
Era il 14 luglio del 2023 e in via Castelfidardo un carabiniere sparò al 55enne albanese con l'ACU che poi morì in ospedale. L'uomo aveva violato il divieto di avvicinamento all'ex moglie e aveva aggredito i carabinieri intervenuti per far rispettare il divieto dopo che era stata segnalata la sua presenza lì. Uno dei due militari era stato investito dal furgoncino dell'uomo, che poi era sceso e armato di coltello voleva aggredire il carabiniere ferito. A quel punto il collega aveva sparato. 4 mesi fa la procura aveva chiesto l'archiviazione per il carabiniere, accusato di eccesso colposo di legittima difesa con l'uso delle armi, e ora è arrivata la conferma del giudice per le indagini preliminari, che ha affermato che il militare non aveva scelta, ha dovuto sparare e la sua posizione è stata così definitivamente archiviata. Intanto, dopo mesi di cure, è guarito anche il militare ferito gravemente, che ha rischiato di perdere una gamba e che ora è tornato in servizio. Si è conclusa in tribunale a Padova una vicenda giudiziaria che ha visto protagonisti un uomo di origine tunisina, una ragazzina e la madre della vittima. Sentiamo di cosa si tratta. Concluso in tribunale il processo per violenza sessuale a carico di un tunisino di 53 anni. L'uomo è stato assolto e a finire nei guai giudiziari è stata la mamma della presunta vittima, una ragazzina padovana. Il tunisino invece, latitante per essere evaso dagli arresti domiciliari, è stato assolto per non aver commesso il fatto. La richiesta invece era di 8 anni di reclusione da parte del pubblico ministero, ma i giudici hanno sostenuto la tesi secondo cui era stata la madre a costringere la ragazza ad accompagnarsi a pagamento con gli uomini, e così la donna è stata accusata di sfruttamento della prostituzione. Nel 2023 la polizia aveva sorpreso il 53enne e la giovane in auto e le successive visite mediche avevano confermato l'uso di droga e gli atti sessuali. La ragazza era stata affidata a una comunità e l'uomo era stato iscritto nel registro degli indagati, finendo poi in carcere alcune settimane dopo per spaccio di droga. Ora l'assoluzione, l'uomo infatti non avrebbe commesso alcun atto sessuale e le accuse ora a carico della mamma. La cronaca ci porta ancora nel Trevigiano, precisamente a Silea. Parliamo di furti ancora, in particolare colpita via Tezze, proprio a Silea, dove il nostro Cristian Arboito con Alberto Pivetta hanno raccolto le testimonianze dei residenti. Vediamo. Via Tezze senza pace, siamo in comune di Silea e questa via in particolare è finita più volte nel mirino dei ladri. Tante volte ve lo abbiamo anche raccontato nelle nostre cronache. L'ultimo colpo della serie nella notte tra domenica e lunedì, un colpo molto particolare con i ladri che sono entrati in azione nei garage di questa abitazione. Qui con me c'è il giovane proprietario Pietro Nardero, studente all'ITS di Montebelluna, che ci racconta cos'è successo. Voi stavate dormendo, quindi è successo nella notte, voi eravate in casa. Esatto, noi eravamo in casa, saranno state le 3-4 del mattino e il giorno dopo mio papà, andando al lavoro, si è accorto del furto, ecco, del tentato furto probabilmente o alla moto o alle macchine. Ecco perché tuo papà Pietro ha trovato le porte spalancate di fatto delle auto e poi anche dei piccoli vandalismi, questo è il punto. Esatto, non riusciamo a capire il perché, insomma è stato proprio questo gesto ad esempio del taglio del sedile della macchina. Probabilmente credevano ci fosse qualcosa sotto o appunto un semplice atto vandalico. Ecco, ci puoi mostrare questo sfregio, quindi probabilmente cercavano anche qualcosa. Esatto, probabilmente cercavano qualcosa e quindi come si può vedere sono andati con un oggetto che può essere un coltello, un taglierino, un cacciavite e hanno forato il sedile. Ecco, voi nel frattempo c'è da dire che avete rimesso tutto a posto e nel mirino forse di questi ladri c'era la moto tua e di tuo fratello. Hanno portato via invece un monopattino. Sì, hanno portato via un monopattino che per fortuna grazie al lavoro delle forze dell'ordine sono riusciti a recuperarlo e quindi appunto colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine che sono state
meravigliosi, ecco. I carabinieri di Silea e con la polizia, con la polizia con la questura di Treviso insieme, quindi insomma per il momento almeno sul fronte monopattino la situazione è risolta. Mentre la moto l'avete portata via, l'avete messa al sicuro per eventuali, insomma, e per eventuali abbiamo anche fatto delle riparazioni, appunto perché anche la moto è stata colpita da un atto di vandalismo. Hanno reciso dei cavi, esatto. Quindi pensavano probabilmente che fosse un antifurto. Esattamente, però per fortuna poi è rimasta qui e adesso è riparazione nascosta. Ecco. Non ve li siete trovati davanti, questo è l'importante. E se fosse successo? Se fosse successo, diciamo per fortuna che non è successo, perché in quei casi lì è sempre molto rischioso, non solo per il fatto di essere magari aggrediti, perché purtroppo si sente in giro negli ultimi periodi, ma anche per il fatto che non sai chi hai davanti, non sai com'è la persona, è lucida, no? Per fortuna non è andata così, ecco. Quindi un grosso sospiro di sollievo, tra l'altro in una via Tezze, molto molto battuta. Abbiamo parlato con Alberto Pivetta, con alcuni residenti, insomma la cronaca e gli episodi si sono susseguiti per tutto l'autunno. Per il momento da via Tezze è tutto, grazie Pietro Narder. Questo è il contributo del nostro Cristian Arboit, ancora furti quindi nella Marca assediata. In questi mesi non stiamo smettendo di raccontarvelo. E dal Trevigiano al Bassanese, dove c'è per noi la nostra Monica Smiderle, insomma la questione tanto dibattuta della centrale idroelettrica sul Brenta. Arriva il no della Regione alla sospensione dei lavori. Monica, buongiorno, cosa ci racconti? Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo precisamente in territorio del comune di Valbrenta, all'altezza di località San Gaetano. Proprio in questo punto c'è un progetto di realizzazione di una centrale idroelettrica. Con noi per parlarne c'è Ivan Pontarollo, persona molto conosciuta in questa zona della Valbrenta e non solo, atleta che ha partecipato ai mondiali di canoa, un grande appassionato del fiume Brenta, che sta portando avanti una battaglia per fermare il progetto di costruzione di questa diga. Perché, Pontarollo, innanzitutto buongiorno, perché che cosa rischia il fiume Brenta se questo progetto dovesse prendere forma? Togliamo acqua a un tratto di fiume importante per la nostra economia locale, ma anche per l'ambiente e la fauna ittica che c'è in questo tratto, curata molto bene dal bacino acqua fiume Brenta. Togliamo un'economia e un'attività sportiva importante che ha portato 3 medaglie olimpiche d'oro e l'ultima anche qui a Parigi di Gennaro e una di bronzo di Ferrazzi. Togliamo anche la possibilità di imbarco ai 50.000 ragazzi all'anno che vengono qui a fare attività sportiva e didattica sull'ambiente fluviale. Ricordiamo che gli atleti della nazionale di canoa vengono proprio ad allenarsi in questo punto del Brenta. Vengono tutto l'anno, ma non solo, avete visto passare adesso i vigili del fuoco, vengono qui tutte le regioni d'Italia ad allenarsi anche nel periodo invernale per fare la formazione. È un tratto di fiume che non ha nessuno in Italia e che abbiamo in Veneto, che va assolutamente tutelato. Non solo, in questo tratto ci sono già 6 centrali idroelettriche e impoveriscono, cioè senza acqua quasi tutto l'anno in tutto questo tratto che va dal Trentino fino alla pianura veneta. E abbiamo qui a monte, a poche centinaia di metri, una centrale che produce energia per fare Bitcoin, moneta elettronica. Dunque direi che questo tratto non c'è proprio da fare, perché è più il danno che crea che l'energia che produce. Perché la costruzione della centrale idroelettrica, lo spieghiamo bene Ivan, farebbe calare il livello del fiume, no? Dell'acqua del fiume. Allora in 60 anni la portata media del fiume Brenta è dimezzata, dunque già questo è un dato che viene poco considerato anche dal bacino acqua del fiume Brenta, ma di fatto in questi ultimi anni era quasi non navigabile, la portata minima di 18-20 metri cubi,
che è più o meno quella che abbiamo adesso nonostante la piovosità di questi giorni. Dunque già abbiamo questa difficoltà, se poi viene tolta l'acqua completamente non si può più navigare. Senta, voi state tentando in tutti i modi anche sul fronte giudiziario di fermare questo progetto? Abbiamo fatto ricorso al Tribunale Superiore Unico delle Acque perché la Regione ha fatto evitare l'impatto la valutazione di impatto ambientale alla ditta proponente. Noi ci siamo opposti, ma nonostante tutto abbiamo avvisato anche la Regione, e qui faccio intervenire direttamente Luca Zaia se ci tiene tanto a noi veneti e anche al nostro territorio. La Regione va avanti con l'iter procedurale e questo noi fa molto male nonostante avessimo avvisato gli uffici preposti. È arrivata la comunicazione proprio in queste ore, no? In queste ore è arrivata a noi all'amministrazione comunale che l'iter sta andando avanti, c'è le conferenze di servizi, stanno raccogliendo tutta la documentazione per poi autorizzare questa nuova centrale nonostante anche il ricorso che ci sia in corso a Roma al Tribunale Superiore delle Acque. Voi non vi fermate comunque? Assolutamente no, impugneremo anche eventualmente il provvedimento finale e ci batteremo fino in fondo, ma io esorto anche la Regione che metta quel vincolo che aveva chiesto il Consiglio regionale qualche anno fa, che poi la Giunta non ha più fatto regole. Che vincolo? Il vincolo su questo tratto di fiume che è l'unico navigabile in tutta Italia e non solo. Perché venga preservato? Perché è preservato per tutta quell'economia e quello sport che si fa attorno a questo tratto. Da Valbrenta è tutto, avete capito, la battaglia continua per salvare e tutelare questo tratto di fiume Brenta. A voi. Grazie Monica anche al tuo ospite. Dalla centrale, da Valbrenta, ci spostiamo invece nel Vicentino, parliamo di incidenti, vittime sulle strade. Da sempre vi testimoniamo cosa succede in tutta la nostra regione. Proprio dalle piste ciclabili, passaggi pedonali, rotatorie, carreggiate da allargare, arrivano finalmente i fondi per mettere le strade in sicurezza. Ci racconta tutto nel dettaglio la nostra Luisa Bertini, che vedo già collegata con noi. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con Francesco Enrico Gonzo, delegato provinciale alla viabilità, perché sta arrivando un bando importante, quindi dei fondi che saranno destinati poi a dei progetti comunali proprio per mettere in sicurezza le strade, visto che il problema degli incidenti stradali viene messo in luce da tutti gli enti comunali. In che cosa consiste? Consiste in una collaborazione con i comuni che aderiranno a questo bando, questa prima chiamata che stiamo pubblicando. Si tratta di interventi per la messa in sicurezza di intersezioni tra strade, ma anche attraversamenti pedonali, tutte quelle infrastrutture che mettono in sicurezza l'utenza fragile della strada, quindi anche piste ciclabili lungo le strade provinciali. Provincia di Vicenza da sempre è vicina, soprattutto in questa nuova forma, vicina ai comuni che hanno intenzione di investire, che vedono anche tra l'altro nel loro territorio queste difficoltà legate alla viabilità, e quindi questa chiamata è pronta per pubblicare un bando per mettere a disposizione delle risorse per i comuni. Tra l'altro quest'anno vi siete anche presi in anticipo proprio per permettere ai sindaci di redarre poi i vari progetti. Sì, le risorse pubbliche sono sempre ridotte e quindi è bene anche programmarle per tempo, sia per la provincia che per i comuni, quindi abbiamo voluto anticipare di molto la pubblicazione del bando senza aspettare lo stanziamento dell'avanzo amministrazione, in modo da mettere a disposizione già una piccola risorsa per consentire burocraticamente le pubblicazioni del bando, ma saremo attenti a tutte quante le richieste che arriveranno per stanziare le risorse e dare risposta al maggior numero di comuni possibili. I contributi è stato anche aumentato, quindi la disponibilità di risorse c'è. Si tratta appunto di andare a individuare quegli interventi di particolare urgenza e necessità nei vari comuni, se parliamo di appunto attraversamenti pedonali, ma anche fermate dell'autobus lungo le provinciali, piuttosto che intersezioni o impianti semaforici che hanno bisogno di essere installati per mettere in sicurezza e evitare che poi accadano incidenti anche molto gravi e per mettere in sicurezza la nostra viabilità. Ecco, l'avete sentito, quindi sicurezza stradale a 360 gradi. Io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi e restituisco la linea allo studio.
Grazie Luisa, abbiamo sentito insomma le novità, ma subito dal nostro Christian Arboit, ancora questa volta in diretta. Christian, continuiamo a parlare di furti, stai facendo un po' il giro della provincia in queste notti, in queste ultime sere bersagliata dai ladri. Cosa ci racconti? Buongiorno di nuovo. Sì Edi, buongiorno. Prima eravamo a Silea, il tempo di spostarci, siamo a Salvatronda in diretta con Federico Mariuz, un altro giovane. Prima abbiamo intervistato il giovane di Silea, adesso un altro ventenne che ci racconta cosa è successo. Siamo a Salvatronda, comune di Castelfranco Veneto. Ti ho inviato anche delle immagini, le immagini di una telecamera di videosorveglianza. Siamo nella notte tra sabato e domenica. Cos'è successo, Federico? Niente, praticamente dopo una festa organizzata con i familiari in occasione del mio compleanno, ci siamo accorti che il lunedì, quindi 2 giorni dopo, che praticamente gli infissi erano stati forati e la telecamera di sicurezza che abbiamo era stata manomessa. E lo possiamo vedere. Questa è la telecamera, quindi, che è stata in qualche modo con un bastone, con una scopa. Qualcosa deve essere stata alzata e manomessa, in quanto non si vede più l'immagine, e quindi sì, è stata rotta e gli infissi sono stati bucati. Se vogliamo, sì. Se possiamo entrare in questa dépendance che tu avevi utilizzato la sera prima per una festa. Sì. E appunto sì, qui si nota come dall'interno è stato fatto un foro e nella parte interna, quindi dall'esterno, sono stati fatti 2 fori che però quanto pare non penso siano riusciti ad entrare, o quantomeno non siamo capaci di stabilire i danni, insomma, di questo furto. Ecco, quello che insomma fa riflettere è che voi probabilmente eravate in casa, che in casa c'era appena stata una festa con i familiari per il tuo compleanno, quindi verso mezzanotte e mezza, l'una, in tanti se ne sono andati, in tanti tuoi familiari, e lì sono entrati in azione questi sì, probabilmente ci stavano osservando, anche perché qui è un piazzale, insomma, ristretto, e c'erano praticamente 6-7 macchine, veicoli, e quindi era pieno, insomma, era affollato. Esatto, si era affollato proprio perché c'era stata questa festa, e loro sono entrati in azione indisturbati scavalcando il cancello. Magari possiamo uscire su questo cancello. Peraltro c'erano dei segni. Dei segni che mi sembra di aver cancellato, in quanto ho provato, insomma, a camuffare, in quanto ci sembra il caso di dimostrare, insomma, che ci siamo accorti nel caso in cui... Perché quello che ci stai dicendo è abbastanza significativo, perché tu hai trovato quindi un segno con un pennarello, di matita, sì, di matita qui sul cancello, ma secondo me ancora di più proprio è stato segnato tutto il cancello con questa matita qui. Questo è un dettaglio che dettaglio non è, Edi, perché in diversi casi i ladri segnano. È una cosa che è tra una leggenda e invece una pratica, però nel tuo caso probabilmente hanno segnato il cancello. Sì, perché è stata proprio una cosa che negli altri cancelli, che se vedete sono tutti uguali, non è comparsa, quindi penso proprio che sia stata una cosa proprio fatta ad hoc. Avete denunciato i carabinieri? Sì, certo, sì, abbiamo denunciato anche, e secondo me anche io ho fatto un annuncio sul gruppo Facebook di Castelfranco, anche per esortare un po' i cittadini a essere più, a fare più attenzione a queste cose, più vigili, anche perché questa è una zona particolarmente battuta. Siamo arrivati con Alberto Pivetta qui a Salvatronda, abbiamo parlato con alcune persone che appunto ci hanno indicato anche la zona dell'ultimo colpo, e tutti sottolineano come non ci sia pace anche per questo angolo della Marca. Lo ricorderete sicuramente, la scia di furti che ha interessato soprattutto il mese di novembre e dicembre nella zona qui attigua di Vedelago. Grazie Federico, grazie davvero gentilissimo per averci aperto le porte di casa. Per il momento è tutto da Salvatronda, con Alberto Pivetta e di Ti restituisco la linea.
Grazie Cristian, abbiamo mostrato anche in diretta i video delle telecamere di videosorveglianza di cui ci raccontavate, insomma stiamo raccontando in queste settimane, in questi mesi tutti i modi e gli stratagemmi che diversi malviventi stanno utilizzando per entrare nelle abitazioni. Continueremo ovviamente a raccontarvi. Dopo la pubblicità parleremo di una bella storia a lieto fine, però non vi anticipo nulla, qualche minuto e a tra poco. Allora amici, mi faccio vedere dopo un po' e ho pensato tanto prima di fare questo video, però ho deciso di farlo per un semplice fatto che ho sempre condiviso un po' tutto, quindi mi va di condividere anche questa cosa qui. Come avete visto ultimamente non sono stata benissimo. In realtà era da un po' di mesi, insomma, che non sentivo che c'era qualcosa che non andava, e in questi mesi ho girato tantissimi medici, ho fatto tante visite e nessuno sapeva darmi una spiegazione, quindi mi hanno ricoverata e da lì è stato un po' una pugnalata continua e ho fatto tanti esami anche, insomma, belli tosti. E una biopsia al mediastino, dove fondamentalmente hanno trovato questi linfonodi ingrossati. È stata una bella botta, sembro tranquilla, in realtà i giorni scorsi sono stati molto pesanti quando ho ricevuto l'esito della biopsia, e dove mi hanno trovato il linfoma di Hodgkin allo stadio 2. Avevamo raccontato la storia di Valentina, era all'inizio di settembre. Valentina Albertone è qui collegata con noi via Skype. Ciao Valentina, buongiorno. Ciao a tutti. Che bello rivederti. Grazie, anche per me, grazie per l'invito. Ci sono delle novità, Valentina? Direi di sì. Ho fatto la PET di fine cure proprio settimana scorsa e l'esito è negativo, quindi non c'è più nulla, insomma. Finalmente possiamo dire sono un po' tranquilla, almeno per il momento. Sì, perché comunque il tuo percorso in qualche modo non finisce, ci raccontavi. E raccontavi anche attraverso i social, perché ti abbiamo seguito in questi mesi. Sì, esatto. Diciamo che sarà un continuo follow up per i prossimi almeno 5 anni. Però è un protocollo standardizzato per tutti. Questa cosa qui non mi spaventa perché insomma per ora almeno posso dire di essere libera, ecco, e sicuramente non si sa del futuro, però se c'è una cosa che ho imparato appunto è quella di godersi appieno il presente, ed è quello che sto facendo ogni giorno. Avevamo raccontato la tua storia, hai 28 anni, hai avuto il linfoma di Hodgkin, io parlo al passato, correggimi se... Certo, finalmente... possiamo dire di sì. Usiamo il passato, insomma eri venuta qui in studio a raccontarci anche la tua battaglia, insomma mantenendo sempre quella positività che ti contraddistingue, l'amore per lo sport che hai deciso di non abbandonare nonostante la fatica delle cure. Sì, se c'è una cosa che posso dire che mi ha realmente salvata è proprio questo rapporto che ho proprio con lo sport, con l'attività fisica, ma non tanto per una questione estetica fisica, ma proprio per il porsi un obiettivo, il dire ok, oggi provo a fare qualcosina, ieri invece ho passato la giornata a letto, e poi vedere anche questa differenza, cioè da passare dal letto insomma a completare un allenamento è una grande scarica di endorfine, e questa è una cosa che aiuta molto anche a insomma attraversare più facilmente magari i giorni in cui soprattutto facevo le chemioterapie, però in generale anche a mantenere un po' un focus e una mente libera, tra virgolette. E questa posso dire che mi ha veramente salvata, perché io credo fortemente sia stata l'attività fisica, però proprio stamattina ho fatto il controllo, diciamo, con l'oncologa, e i miei esami del sangue sono già perfetti, il che è una cosa abbastanza bella, perché solitamente non è così.
e io credo proprio fortemente che sia stato il fatto che non ho mai abbandonato comunque il movimento in generale. Ovvio che energie permettendo, però ecco, una serie di cose mi hanno aiutato, però in primis penso proprio all'attività fisica. Attività fisica, insomma, sei una grandissima sportiva, l'amore per la montagna l'avevamo raccontato, insomma, montagna che ti sei concessa anche nei periodi di pausa, giusto, tra una terapia e l'altra. Sì, e devo dire anche con un sapore completamente diverso, perché comunque riuscire a passare 2 giorni in montagna facendo anche delle camminate, per me era comunque una conquista, perché sapevo cosa volesse dire passare le giornate a letto. Perciò ecco, se prima andavo in montagna con una sorta di spensieratezza perché tanto me lo potevo permettere, adesso riuscire ad andarci è veramente raggiungere un qualcosa di molto grande, perché alla fine è qualcosa di molto grande, e quindi tutto diciamo che acquista un valore diverso, ecco, questo sì. Ci eravamo lasciate a settembre con l'arrivo imminente di un piccolotto, ora non più piccolotto, un golden retriever che insomma ti ha tenuto compagnia e anche ti ha sforzato in qualche modo ad accompagnarti nelle giornate e a muoverti in qualche modo, giusto? Sì, diciamo che, come hai detto benissimo, non è più così piccolo e devo dire che adesso è nel momento, diciamo, peggiore a livello caratteriale, quindi mi tiene ancora più attiva. Però sì, se devo veramente ringraziare qualcuno, questo qualcuno è anche lui, perché a volte non mi sarei proprio alzata dal letto se non ci fosse stato lui, tra virgolette, a spronarmi a farlo, perché alla fine anche i cuccioli hanno bisogno comunque delle loro passeggiate, dei loro spazi, certo. E questo è stato il motivo principale per il quale in alcuni momenti mi sono alzata dal letto, ecco. Ascolta, è lì con te, riesci a farcelo vedere in qualche modo? Sta dormendo fuori, però lo posso chiamare, ma potrebbe essere un pochino invadente, nel senso. È un po' irruente. Non so se... Sì. Allora lo faremo vedere ai telespettatori con calma, magari nell'edizione di questa sera. Ascolta Valentina, è stato importante nel tuo percorso, che intanto ricordiamo quanto è durato. Allora, io ho avuto la diagnosi il 13 giugno, comunque ci si ricorda sempre la data perché non si può dimenticare, e ho finito l'ultima chemioterapia il 30 dicembre, quindi alla fine sono 6-7 mesi. 6-7 mesi in questo. Tu, ricordiamo anche a chi ci sta seguendo, sei una nutrizionista, una giovanissima nutrizionista. Come ha aiutato secondo te anche riguardo ai tuoi studi e rispetto a come ti sei alimentata anche la ripresa in alcune fasi? Allora, diciamo che il discorso alimentazione mi è stato veramente d'aiuto, cioè le mie conoscenze, più che altro per limitare molto gli effetti collaterali delle chemioterapie, soprattutto la nausea in particolare, e comunque anche la difficoltà a livello di gestione, e perciò ovvio che avere quelle conoscenze in più in questo contesto ha fatto la differenza. E mentre per quanto riguarda poi anche la ripresa, insomma, della vita in generale, un'alimentazione sana e bilanciata aiuta sempre. Poi ci sono comunque delle piccole tips, chiamiamole così, verso determinati alimenti che possono sicuramente fare questa differenza in più. La cosa importante che ci tengo a dire è che non bisogna mai di testa propria imporsi degli schemi alimentari che magari si leggono in internet o da qualche parte, perché ecco, si potrebbe fare una scelta veramente pericolosa, quindi affidarsi sempre a qualcuno che ne sa è comunque la scelta migliore. Certo, e proprio in questo senso ti va di appunto dare qualche consiglio anche a chi ci sta seguendo, insomma, anche rispetto al tuo lavoro? So che stai per frequentare un master proprio su queste tematiche, sull'alimentazione per i pazienti malati di tumori. Esatto, sì, è una cosa che ho scelto di fare, che in realtà avevo scelto di fare ancora prima, però a maggior ragione adesso ho avuto la spinta decisiva,
E farò questo master perché c'è veramente molta disinformazione sul discorso alimentazione, soprattutto durante appunto i percorsi chemioterapici o comunque percorsi oncologici in generale, e mancano delle figure soprattutto nelle strutture sanitarie che aiutino comunque da questo punto di vista, perché spesso giustamente quello che fanno gli oncologi è il loro lavoro, comunque limitare gli effetti collaterali, perciò tramite l'uso di farmaci, ecco, però a volte ci sono veramente determinati alimenti, determinati cibi che possono dare un aiuto senza magari anche usare determinati farmaci. Faccio un esempio: a me le chemioterapie hanno comportato molta stitichezza e con un susseguirsi di problematiche, e non ho usato alcun farmaco per aiutarmi in questo se non la mia alimentazione. Quindi ecco, questo per far capire che i farmaci servono a volte, assolutamente sì, però magari ci si può aiutare anche in un altro modo, ecco. Certo, questo. E tutto si basa appunto sulla conoscenza delle problematicità del paziente, ed è quello che la medicina sta facendo in questo senso, cioè andare ad adattare una cura esattamente sui bisogni specifici del paziente. In questo senso potrebbe rientrare e rientra in questo, e tu ne sei un esempio, anche l'alimentazione. Certo, infatti poi questo master, che durerà circa un anno, acquisirò comunque le conoscenze ancora più dettagliate in termini di singole tipologie di tumori, e poi con questo io mi cercherò di propormi anche come figura per aiutare i pazienti appunto a evitare di avere effetti collaterali, insomma a limitare il più possibile effetti collaterali da questo punto di vista, e più che altro perché spesso si soffre di nausea, di vomito, manca l'appetito. Se manca l'appetito si hanno tutte queste conseguenze, poi questo comporta comunque il fatto che non si mangia. Se una persona non mangia perde peso e quindi diventa più debole anche nei confronti delle terapie, quindi questo non va bene. È un circolo vizioso, insomma, che si crea e che non porta da nessuna parte. E quindi ecco, questo sarà quello che cercherò di fare. Ascolta Valentina, noi ti abbiamo conosciuta grazie ai social, hai deciso dal giorno zero di condividere questo tuo percorso. Com'è andata? Cosa hai imparato e che forza hai dovuto trovare per farlo? Allora, diciamo che dal punto di vista della comprensione, insomma, delle persone, su questo non posso assolutamente dire nulla, anzi ci sono tantissime persone, ma veramente tante, che fin dall'inizio mi hanno sostenuta, mi hanno scritto tramite messaggi magari di supporto, di conforto, che alla fine, per quanto si pensa di non averne bisogno, quella parola in più fa sempre la differenza, soprattutto proprio da un punto di vista psicologico. E quindi, come ho sempre ripetuto sin dall'inizio, se i social possono essere un mondo molto brutto sotto certi aspetti, sotto altri come questo veramente può essere una cosa positiva, molto, molto bella, di supporto. E io col fatto che comunque sapevo che c'erano persone che ogni giorno mi seguivano, ho cercato di far vedere sempre la forza che avevo dentro di me, che esprimevo ogni giorno, soprattutto per aiutare anche o comunque essere in qualche modo di sprono anche per altre persone appunto che stanno attraversando questo percorso. E alla fine, come si dice, l'unione fa la forza, e quindi anche se non fisicamente, tramite i social ci si può aiutare da questo punto di vista. Valentina, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Beh, innanzitutto riprendere al 100% la mia mole sportiva, quindi riuscire a allenarmi durante la settimana, più anche fare i miei giretti nel weekend, cosa che al momento ancora non riesco a fare. E poi soprattutto in ambito appunto lavorativo riuscire a realizzarmi da questo punto di vista, e dato il problema che ho passato e che ho vissuto in prima persona, farne appunto un modo per aiutare gli altri, ecco. Valentina, grazie mille, abbiamo dato una bellissima notizia e ti abbiamo seguita in questi mesi, siamo tutti felicissimi di questa tua rinascita e di questo esito che aspettavamo. Grazie davvero. Tutti.
Grazie a te. Grazie davvero, grazie di cuore. A presto, grazie mille. A presto, grazie, ciao, ciao ciao. Con noi Valentina Alberton, nutrizionista, insomma guarita dal linfoma di Hodgkin. Noi andiamo qualche minuto in pubblicità, parleremo di animali tra poco. Eccoci nuovamente in diretta. Tra poco, come accennato prima dello stacco pubblicitario, parleremo di cani che vengono addestrati proprio per aiutare i bambini e i ragazzi con disabilità e diverse difficoltà cognitive. Il caso, partendo poi dal caso raccontato ieri nei nostri telegiornali del cane Mia dell'Amstaff che ha salvato la sua padrona, che era svenuta a terra al buio in un parcheggio di Treviso, e lui ha attirato l'attenzione, ha portato i poliziotti proprio dalla padrona quasi priva di conoscenza. Tra poco tutto questo. Adesso invece parliamo ancora di cronaca, ci spostiamo nel Vicentino. Da inescandescenza crea il caos in casa, la polizia interviene e lo blocca con lo spray al peperoncino. Sentiamo. Da inescandescenza in casa e la famiglia lancia l'allarme. In viale San Lazzaro a Vicenza si precipitano l'automedica del SUEM 118 e gli agenti della squadra volanti della questura. L'uomo, un trentenne in evidente stato di alterazione dovuta anche all'alcol, dice frasi deliranti e viene trattenuto a fatica da uno dei fratelli presenti. Fatto scendere in strada e portato fino all'ambulanza, riesce però a divincolarsi e cerca di darsi alla fuga, diventando violento e prendendo a pugni il fratello, che dopo averlo rincorso lo blocca. Per evitare che l'aggressione degeneri ulteriormente, gli agenti usano lo spray al peperoncino in dotazione alla Polizia di Stato. Una volta immobilizzato, il trentenne è stato scortato a bordo dell'ambulanza fino all'ospedale di Vicenza, dove è stato sottoposto alle cure mediche. Eccoci qui, come anticipato saluto e presento, ringrazio per essere in nostra compagnia Monica Caccin, direttrice di Carolina Onlus della sezione di Treviso. Buongiorno Monica. Buongiorno a lei, grazie per l'invito e poter essere qui in questo momento. Grazie a lei. Parleremo di come la pet therapy, insomma i cani in questo caso, aiutano bambini e ragazzi con difficoltà cognitive e con disabilità. Prima, se è d'accordo, le faccio vedere, come anticipavo già ai telespettatori poco fa, un servizio realizzato ieri per la redazione di Treviso di un cane eroe. Ha salvato la padrona perché è svenuta per un malore in un parcheggio al buio. Vediamo. Un cane che abbaia nervosamente ai lati della carreggiata di strada Ovest a Treviso, quasi a voler richiamare l'attenzione di passanti e automobilisti. Ferma sempre nello stesso punto, Mia, un Amstaff di 3 anni, appena qualcuno si avvicinava gli saltava addosso. Spaventati i passanti nel buio del tardo pomeriggio di mercoledì scorso cercavano di evitarla per paura di essere aggrediti. Di passaggio una volante della Polizia di Stato e del reparto prevenzione crimine, vedendo il cane, si sono fermati notando che Mia continuava ad andare loro incontro per poi allontanarsi. I poliziotti a quel punto hanno seguito l'animale che li ha portati dalla padrona settantenne riversa a terra nel parcheggio poco distante. Immediata la chiamata ai sanitari del SUEM 118 che hanno soccorso la signora quasi priva di conoscenza. A colpirla un attacco di ipoglicemia. Ancora stesa a terra, Egle continuava a chiamare la sua cagnolina perché le stesse vicina. Una volta sull'ambulanza, Mia non voleva lasciare la signora. È servito l'intervento del marito 62enne per spostarla di peso e allontanarla, così che i sanitari potessero portare la signora in ospedale. Mia mi segue ovunque, ha raccontato Egle, da quando io e mio marito l'abbiamo portata a casa 3 anni fa non ci siamo mai separate, senza di lei forse ora non sarei qui. Il ringraziamento poi alle forze dell'ordine che l'hanno salvata, una vicenda di cui presto tutta la comunità di Treviso è stata messa a conoscenza. Il plauso anche del vice sindaco Alessandro Manera. E ancora una volta si denota quanto i nostri amici a quattro zampe siano importanti per noi e quanto tante volte abbiamo più sensibilità anche degli umani, soprattutto quando devono stare vicini a persone con disabilità di qualsiasi età. Gli animali hanno una sensibilità particolare, lo dimostrano in diversi modi, forme. Ci sono tante associazioni che lavorano con gli animali esattamente per ottenere quei risultati e quel tipo di empatia che spesso l'uomo non arriva ad avere. Insomma, l'ha detto il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, gli animali hanno quel qualcosa in più che
le persone non hanno quell'empatia e quella capacità di entrare in relazione con le persone, soprattutto magari in difficoltà, perché proprio addestrati per questo, è questo che fate voi tutti i giorni, Carolina. Monica, mi scusi. Sì, questo è quello che facciamo grazie all'aiuto dei nostri cani che allora da una parte è vero sono preparati, addestrati per fare un certo tipo di lavoro, per imparare a fare degli esercizi, per interagire con i nostri bambini. Noi però sfruttiamo anche se è un brutto termine, ma in modo positivo, quella che è una loro indole, una loro particolarità e caratteristica, che è quella veramente di entrare in relazione con questi bambini su un piano comunicativo che è completamente diverso dal nostro, e quindi questa loro possibilità, questa loro peculiarità ci fa veramente da passepartout poi per poter interagire con loro e fargli fare dei progressi rispetto alle loro fragilità. E quindi non è solo addestramento e preparazione, seppur è importantissimo, ma c'è un'indole, una caratteristica che ha proprio a che fare con questi animali così speciali, e noi la possiamo in qualche modo utilizzare a fin di bene per ottenere dei risultati che in altri modi invece con questi bambini sarebbero sicuramente molto più difficili e in qualche occasione anche non possibili altrimenti. Adesso entriamo più nel dettaglio, Monica. Comunque il lavoro di Carolina Onlus è proprio questo, insomma, cercare di affiancare i cani, in questo caso comunque gli animali, ai bambini con difficoltà, bambini di tutte le età. Sì, noi abbiamo veramente delle età dai piccolissimi ai molto anche a grandi, cioè abbiamo anche ragazzi di 18 anni, sono però tutti ragazzi con delle fragilità, dei ritardi cognitivi importanti, e quindi lavoriamo proprio utilizzando i cani e facendo pet therapy. La pet therapy che facciamo noi è una pet therapy abbastanza particolare, nel senso che non ci limitiamo a quella che comunemente è conosciuta come porta al guinzaglio il cane o spazzola il cane. C'è un'interazione molto più profonda, con delle attività particolari che vengono fatte con questi cani, e ci permette proprio di entrare in comunicazione con questi ragazzi e fargli fare proprio dei progressi rispetto alle loro difficoltà che hanno nel quotidiano, nel linguaggio, piuttosto che nella gestione delle proprie emozioni, piuttosto che nella loro fisicità, quindi difficoltà motorie. Quindi è un ventaglio veramente molto, molto ampio, ma con loro riusciamo veramente a interagire su qualsiasi di queste problematiche. Com'è possibile tutto questo? C'è uno studio approfondito sia sulle problematicità dei bimbi che sulla conoscenza anche caratteriale del cane che viene utilizzato, viene accompagnato al bambino in questione? Allora, sicuramente sì, tutte le operatrici, le persone che lavorano con i bambini e che si occupano poi del cane hanno una preparazione personale, nel senso che sono tutte delle terapeute, e poi ovviamente hanno anche studiato da coadiutore cane, nel senso che è importantissimo conoscere quello che è il linguaggio del cane, quelle che sono le regole sociali, che per il cane è importantissimo riconoscere che noi umani le conosciamo, ok? In modo che possiamo diventare per loro una guida nel lavoro che dobbiamo fare. Quindi si instaura quel rapporto di fiducia che poi ci permette di mettere insieme le due cose. Anche i cani a sua volta vanno a scuola, nel senso che i nostri cani prima di iniziare a lavorare fanno 2 anni di sola scuola.
per imparare tutte le cose che poi andranno a fare, e poi continuano a mantenere la loro formazione settimanalmente anche quando lavorano, e anche a imparare cose nuove, perché ogni tanto poi si annoiano anche. Certo, e come avvengono questi addestramenti? Ci può dare qualche idea di come un cane riesce ad interagire poi così bene rispetto alle necessità e ai bisogni di un bambino? Allora, l'addestramento di un cane, che a noi piace chiamarla più educazione, no? Nel senso che loro imparano ad avere determinati comportamenti e non è sempre tutto a comando, anche se dei comandi ovviamente li imparano. Va immaginato in questo modo: quando il cane deve riuscire a fare un certo tipo di esercizio, un certo tipo di cosa, va ridotto, quella cosa che dovrà riuscire a fare deve essere spezzettata in piccoli pezzi molto semplici, va bene? E quindi poi attraverso il comando e il premio, va bene, Certo. l'animale capisce che cosa ci aspettiamo da lui, e man mano che impara questi piccoli pezzi, poi i pezzi vengono messi insieme e lui a un certo punto capisce qual è l'esercizio completo che dovrà andare a fare. Certo, c'è una storia particolare, un percorso di educazione particolare che è andato di pari passo con la crescita di un bambino che avete seguito in questi anni e che lei si ricorda particolarmente? Allora, io avrei veramente un sacco di cose incredibili, abbiamo delle esperienze uniche con ognuno di loro. Sicuramente una delle più emozionanti, è stata quella di un bambino. Adesso viene da noi già da qualche anno, fa l'esperienza del campus, quindi è diventato un bambino splendido. Quando è arrivato da noi era un bambino che non parlava. Era un bambino che aveva appena iniziato a riconoscere qualche letterina, qualche sillaba o cosa, ma non riusciva a metterle insieme, eccetera. Con lui lavorava Malik. Malik era un cane che aveva appena finito il suo addestramento di base e quindi aveva appena iniziato poi a lavorare con i bambini, quindi in questo senso sono sicuramente cresciuti insieme, e la prima parola intera che questo bambino ha pronunciato è stato il nome del cane con cui lavorava. Bello, e ci accennava a un campus, perché il vostro obiettivo è quello di ovviamente alleggerire il peso di determinate difficoltà cognitive o fisiche da parte dei bambini e anche però renderli autonomi. Per questo fate un campus estivo in cui i bimbi stanno da soli insieme, però senza i genitori, per una settimana in compagnia dei vostri cani. Sì, i due progetti che portiamo avanti come associazione sono proprio questo: durante l'anno le sedute di pet therapy, che poi si conclude il tutto con un campus che facciamo a fine giugno, e sì, portiamo tutti questi bambini in montagna, facciamo un sacco di esperienze con loro e con tutti i cani, tutti insieme, tutti quelli che lavorano durante le settimane con loro, e stiamo via una settimana senza i genitori, con tutte le operatrici, con dei volontari aggiuntivi che ci aiutano nella gestione, e quello che facciamo è proprio questo: un pochino dare anche respiro magari alle famiglie che prendono un po' di fiato, perché insomma occuparsi quotidianamente di questi bambini, per quanto ci sia un grandissimo amore da parte di tutte le famiglie, di tutti i genitori, ma è indubbiamente faticoso. E poi lo scopo di questo campus è proprio quello di dargli la possibilità intanto un po' di fare delle esperienze
come le farebbero qualsiasi altro bambino. Va bene, tutti i bambini hanno la possibilità di partecipare a un campus, di fare questo genere di esperienze lontano dalle famiglie. Loro di solito non possono perché hanno delle esigenze molto particolari, e questo è un campus studiato apposta e fatto su misura per loro, e quindi anche loro intanto, come tutti i bambini, possono fare questa esperienza, e questa è la prima cosa che ci ha spinto a fare questa cosa. E poi grazie a questo si fanno tutta una serie di attività per imparare anche delle autonomie maggiori rispetto a quelle che hanno, perché simuliamo la quotidianità. I cani in questo senso come intervengono? Come riescono a dare maggior fiducia di se stessi ai bambini che magari non sono abituati ad essere autonomi, non per loro volontà magari, ma per qualche muro con cui si scontrano a livello emotivo e magari anche fisico? Ma allora, in quelle giornate i nostri cani sono costantemente presenti, quindi sono sempre con noi su qualsiasi attività andiamo a fare, dalla colazione alla passeggiata, al parco giochi, quindi loro sono sempre con noi, e poi intervengono in tutte quelle situazioni, e devo dire che in più di qualche volta ci hanno veramente salvato, perché nel momento in cui magari si innesca nel bambino un po' la tristezza, no? Come è giusto che sia, mi manca la mamma piuttosto che cosa, ecco, interviene il cane, ci sono le coccole col cane, c'è l'interazione col cane e tutto passa molto, molto velocemente. Il giro della buonanotte, per esempio, no? Che è un momento, la maggior parte di questi bambini è la prima volta che fanno esperienza di dormire senza i genitori, quindi c'è tutto un rito della buonanotte che viene fatto attraverso il cane. Per loro quindi anche il momento dell'addormentamento diventa un momento bellissimo di interazione con il cane, quindi poi dormono serenamente, nessuno piange, nessuno quando c'è qualche ho il mal di pancia o il cosa, sono loro stessi che chiedono voglio il dottor Malik, voglio il dottor Rock, no? Quindi hanno un loro momento speciale col cane e tutto veramente passa nel giro di poco, e questo grazie alla meravigliosa relazione che hanno creato con loro, e i nostri cani poi hanno veramente la capacità di sentire, di percepire questi bambini. A volte loro stessi prendono l'iniziativa di andare verso un bambino, di fare delle cose, e noi ci rendiamo conto che era esattamente quello di cui il bambino in quel momento aveva bisogno. Certo, noi abbiamo visto delle foto dei vostri cani, ce li può presentare? Sì, allora, nelle foto avete visto Charlie, il Labrador nero. Esatto, lui è un cane che ha studiato per la pet therapy, per l'autismo, per l'assistenza a disabili motori. Questo che si vede adesso è Rock, un pastore australiano, anche lui ha tutte le caratteristiche e gli studi di Charlie. Questi sono i due cani che lavorano da di più. Il Tempo, il terzo, lui è Malik, lui è un cane che ha studiato da pet therapy, lui ha un carattere che è assolutamente portatissimo per la pet therapy, ha un'empatia con i bambini e un'interazione anche tattile assolutamente meravigliosa. Loro tre ovviamente hanno tre caratteri molto differenti tra di loro, e anche in questo noi in base al bambino e alle necessità del bambino usiamo il cane con il giusto carattere, con il giusto approccio, e tra poco entrerà a far parte di questa squadra anche Phoebe, che è un altro golden americano come l'ultimo che abbiamo visto, come Malik, che è in preparazione, e grazie anche ai fondi raccolti, insomma, sta completando la sua formazione, quindi il campus estivo di quest'anno sarà l'entrata ufficiale al lavoro anche per lei, e da un pochino.
di un nuovo amico, e da un pochino, da qualche mese, è entrata a farne parte anche Sophie, che è un altro pastore australiano femmina, e quindi insomma il lavoro dell'Onlus continua e non si ferma. Come in chiusura una battuta, come avete visto cambiare, se sono cambiati i bisogni dei bambini con difficoltà, e avete visto un aumento di richieste alla vostra struttura? Secondo lei che clima si respira intorno a questo mondo? Allora, i bambini sì, ne stanno arrivando sempre di più e sempre di più piccolini, purtroppo. Questo da una parte è un dispiacere, perché vuol dire che ci sono sempre più bambini che hanno questo genere di problematiche. Siamo felici però che arrivino in qualche modo alla nostra associazione, perché siamo abituati a trattare questo genere di problematiche solo in determinati modi, quelli ufficiali, quelli conosciuti, e invece insomma mi piace pensare che le famiglie, e quindi grazie a voi per questa opportunità, per poter far sapere alle famiglie che ci sono anche dei modi aggiuntivi e corollari nell'aiutare questi bambini a fare progressi, e si possono veramente ottenere delle grandissime cose. Monica Caccin, grazie mille per averci portato in questo meraviglioso mondo, per quello che fate ovviamente. Un saluto ai vostri amici a quattro zampe e grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Grazie a voi e a tutti i vostri telespettatori, grazie. Insomma, i cani che aiutano i bambini nell'autonomia e nelle difficoltà quotidiane, bambini con disabilità o difficoltà cognitive. Abbiamo visto come possono aiutare in questo senso a crescere in diversi modi e con meno difficoltà. Siamo arrivati in conclusione di questa prima edizione, mercoledì 12 febbraio. Ricordo l'appuntamento con i telegiornali della sera a partire dalle 18:30, subito dopo di noi la sigla, poi il documentario Borgo Italia e come sempre dalle 14:30 il film. Grazie all'aiuto in regia di Mattia Pizzai e Alessandro Granziere, con questo vi saluto, una buona giornata e arrivederci.